sostenibilità ambientale, sanità, innovazione di carattere tecnologico e digitale, rigenerazione delle nostre città. Questo si deve fare e purtroppo il governo perde del tempo inutile parlando del ponte sullo Stretto di Messina, annunciando provvedimenti che non so mai se verranno alla luce, come quello relativo alla delega fiscale, ma non si concentra su quello su cui dovrebbe concentrarsi. Questione di priorità, e la priorità ora per il Partito Democratico del Veneto è la messa a terra del PNRR, nei giorni in cui si registrano frizioni tra Roma e Bruxelles su alcune progettualità, come gli stadi di Venezia e Firenze, con la Commissione europea che ha congelato la terza tranche di fondi destinati all'Italia, 19 miliardi e mezzo di euro. Attenzione che sul PNRR non si può sbagliare, sarebbe un delitto, sarebbe veramente una colpa grave di cui questo governo si assumerebbe tutte le colpe, ma soprattutto nei confronti delle prossime generazioni, sprecando delle risorse che noi più di ogni altro paese abbiamo a disposizione e che adesso dobbiamo utilizzare al meglio. Gli altri fronti nel paese e in Veneto sono principalmente due. Il segretario veneto Andrea Martella anticipa le mosse. Nei prossimi giorni lanceremo una campagna, anzi 2 campagne su queste questioni, una sarà sulla sanità, come salvaguardare la sanità pubblica, come ridurre le liste d'attesa, e un'altra sulla siccità, dove c'è bisogno di aiutare la nostra agricoltura, dove si sta facendo veramente poco sia a livello nazionale che a livello regionale.